Buongiorno carissimi amici e carissime amiche di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon venerdì. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, anche il numero per mandarci i vostri messaggi 346 64 277 56. In collegamento telefonico con noi quest'oggi abbiamo il deputato della Lega, Simone Billi. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Simone, ricordo che tu fai parte in questa maggioranza della terza commissione affari esteri e comunitari e sei il segretario della delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa. Allora Simone, questa settimana alla Camera di cosa si è discusso? Parliamo un po', io ho letto del decreto Brexit. Sì, è stato approvato lunedì il decreto Brexit e il decreto Brexit serve per garantire la stabilità del sistema finanziario nel caso di no deal, perché sapete benissimo ci potrebbero essere dei problemi quando il Regno Unito uscirà dall'Europa per quanto riguarda la finanza. Poi con il decreto Brexit si potenziano i servizi consolari e si danno anche le condizioni di reciprocità con i cittadini inglesi residenti in Italia, perché questa era una delle premesse fondamentali del Regno Unito, dare reciprocità di diritti, quindi gli italiani in Inghilterra avranno i diritti garantiti se gli stessi diritti saranno garantiti in Italia agli inglesi. Ecco, poi che altri temi sono stati all'ordine del giorno? Ma innanzitutto c'è da dire che sono tre le battaglie, come si può dire, identitarie della Lega che stanno proprio per arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Lunedì probabilmente se ne parlerà. Sono le autonomie, la flat tax e la sicurezza e l'immigrazione. Sì. Sono tre grosse battaglie che stiamo portando avanti da tempo e che insomma stanno andando nella strada giusta, lasciatemi dire. Quindi lunedì ci sarà in Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza bis. Ci puoi spiegare un po' quali sono i temi principali di questo decreto? Il ministro Salvini ieri in un'intervista ha detto innanzitutto la lotta alla camorra, no? Sì, certo, la lotta alla criminalità è sempre una delle priorità del nostro governo e della Lega. Considerate innanzitutto una cosa, nel decreto sicurezza bis ci sarà sempre un giro di vite in materia di sbarchi e immigrazione clandestina. I porti resteranno chiusi a chi non ha il permesso di entrare in Italia. E come dice sempre il ministro Salvini, meno sbarchi equivale a meno morti. Considerate che nel 2019 sono stati, se non mi ricordo male, circa 1000 gli sbarchi. Nello stesso periodo del 2018 ce n'erano stati 10.000. Sì. E quindi meno morti vuol dire meno sbarchi. Ecco. Poi sì, ci sono tanti provvedimenti ulteriori, le misure contro il traffico di esseri umani. Hai considerato una cosa, che nel decreto sicurezza bis non è vero che si prevedono multe per chi salva persone in mare. Le sanzioni riguardano solo chi non rispetta le convenzioni internazionali. Certo. Senti Simone, poi c'è la nave Sea-Watch, il caso della nave Sea-Watch che sfida insomma il Viminale, la Guardia di Finanza dice via dalle nostre acque. Ecco, che cosa sta facendo questa nave? Come hai detto te, la nave Sea-Watch sta giocando a fare il braccio di ferro con il governo, però secondo me, io posso dire per un'ovvia strumentalizzazione politica del caso, bisogna che tutti rispettino innanzitutto la giustizia e le regole marittime internazionali. E poi, come dice sempre il nostro ministro Salvini, non si possono accogliere tutte le persone che vogliono venire in Italia, dobbiamo accogliere solo quelli che ne hanno diritto. Considerate una cosa, sì, sono circa 1,5 miliardi gli abitanti del continente africano. In Europa, nel continente europeo, noi siamo circa 0,5 miliardi. Non possiamo assolutamente accogliere tutti gli abitanti dell'Africa. È giusto aiutarli a casa loro. Certo. Noi dobbiamo accogliere solo
quelli che richiedono asilo politico perché vengono da guerre o da situazioni di carestia, e non tutti gli abitanti dell'Africa provengono da paesi in guerra, anzi sono pochi paesi in guerra. Quindi bisogna regolamentare meglio queste cose, come dice sempre il nostro ministro Salvini. Benissimo. Senti, Simone, c'è il caso della professoressa sospesa a Palermo, no? Intervengono anche Zingaretti e Grasso contro la decisione della scuola. Perché questa professoressa è stata sospesa dalla scuola di Palermo, da una scuola di Palermo? Ecco, ci puoi spiegare un po' il caso? Sì, perché dei ragazzi hanno associato il decreto sicurezza alle leggi razziali alle leggi razziali naziste. Ma questo direi è un caso molto delicato che riguarda anche l'istruzione dei nostri giovani. Quando queste cose succedono a sinistra tutti condannano fermamente e nessuno dice niente. Quando queste cose succedono a destra si alzano gli scudi contro questi giovani. Questi giovani sono da condannare in modo, come si può dire, che sono a scuola, quindi sono da condannare perché devono imparare che queste cose non si fanno, ma non si fanno né a destra né a sinistra. Ecco, a proposito di scuola, che ne pensi tu dell'introduzione dell'educazione civica a scuola? È assolutamente positiva. L'educazione civica è assolutamente positiva perché ce n'è bisogno. La scuola deve formare e l'educazione civica rientra, secondo me, nella formazione che la scuola deve dare ai nostri giovani. Ecco, poi il ministro Salvini ha anche promesso l'installazione delle telecamere negli asili nido. Questa è anche un'altra importante misura che ha appunto deciso il ministro Salvini, o no? Sì, certo, perché come sapete benissimo, avete visto negli ultimi tempi sono successe molti fatti di cronaca negativi, insomma, molti bambini negli asili nido sono stati oggetto di pene, di maltrattamenti. Le telecamere sono assolutamente sono necessarie e doverose. Guardano la difesa e l'incolumità dei nostri piccoli. Sì, senti Simone, secondo te la Lega in questi ultimi giorni è sotto attacco dopo tutte queste inchieste giudiziarie che stiamo appunto sentendo, e il vice premier Di Maio dice che è una nuova Tangentopoli. Tu come commenti queste dichiarazioni del vice premier Di Maio? Sì, ma innanzitutto qui c'è sempre in gioco la cosiddetta magistratura ad orologeria. Di Maio è il nostro alleato al governo, l'alleanza con i 5 Stelle ci permette di portare avanti il nostro programma elettorale, però anche i 5 Stelle ora sono in campagna elettorale. Ma io vi posso lanciare così, come si può dire, un breve spunto di riflessione. Lega e 5 Stelle non sono ad oggi né per le amministrative né per le elezioni europee in coalizione insieme. Noi andiamo a volte in coalizione con il centrodestra, a volte da soli, e quindi chiaramente in queste ultime settimane di campagna elettorale Lega e soprattutto i 5 Stelle cercano di attaccarci per, tra virgolette, proprio detto in parole molto rozze ma molto chiare, per fregarci un po' di voti. Quindi c'è questo aspetto, no, della politica italiana di oggi, dove abbiamo due partiti al governo, Lega e 5 Stelle, che però si fanno la guerra e si combattono in queste ultime settimane di campagna elettorale. Certo. I 5 Stelle oggi sembrano essere, quando gli fa comodo, giustizialisti, appunto nel caso Fontana e nel caso Siri, e quando non gli fa comodo non lo sono assolutamente. Per esempio con il caso Raggi, la sindaca di Roma è stata accusata di abuso d'ufficio diverse volte per lo stadio, per l'AMA, la società dei rifiuti, però per la Raggi Di Maio non dice niente, per i nostri Fontana, Siri e altro invece lui chiede le dimissioni subito, e questo rientra nella dialettica politica da campagna elettorale. Certo, potrebbe essere portata avanti in modo, come si può dire, un po' migliore per noi alleati, però io spero solo una cosa, che si arrivi velocemente al voto e che si possa continuare a lavorare bene dopo le elezioni. Certo, Simone, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buongiorno, saluto a entrambi, sono Emilio da Busto Arsizio. Io volevo parlare a proposito di quello che avete appena detto
sulla magistratura, eccetera. Io voglio ricordare che, essendo di Busto Arsizio, che il sindaco di Legnano non è 2 mesi che è stato eletto, è quasi 2 anni, se non di più, credo. Perché, mi domando e chiedo, la magistratura proprio a una settimana dalle elezioni europee fa questa inchiesta e fa queste cose? Non ci viene il dubbio, realmente? Ciao. Signor Emilio, ma è come dicevo già prima. È una magistratura ad orologeria. È come nel caso Siri. Considerate che anche il caso Siri, le voci dicono che fosse stato messo in un cassetto già da mesi, è stato tirato fuori proprio a un paio di settimane dalle elezioni. E quindi la domanda di Emilio è chiaramente una domanda retorica, ma è assolutamente giusta e doverosa. Cercano di attaccare la Lega che è il partito più forte oggi e che rischia di avere un enorme successo sia alle amministrative che alle europee. Io direi semplicemente prendiamo atto di questo, rispondiamo a tutti gli attacchi sempre in modo democratico e doveroso, e arriviamo alle elezioni, vinciamo le elezioni e portiamo avanti ancora con più forza le nostre battaglie. Questo è quello che mi sento di dire al signor Emilio. Sì, Simone, per quanto riguarda invece adesso un altro tema che riguarda Radio Radicale, no? Il sottosegretario Crimi dice no alla convenzione per Radio Radicale, però c'è un emendamento, una proposta della Lega che potrebbe salvarla. Tu che ne pensi? Ma considerate una cosa, non so quanti dei radioascoltatori di Radio Padania lo sanno, Radio Radicale ha un archivio storico importantissimo. Radio Radicale segue ormai da decine di anni tutte le istituzioni, le manifestazioni, i processi, i partiti politici. Io per esempio so che anche al CSM utilizzano quasi quotidianamente l'archivio storico di Radio Radicale per lavorare. Quindi il ruolo di Radio Radicale come radio non è solamente quello di mandare in onda delle trasmissioni di attualità e di politica, ma anche quello proprio di archivio. E secondo me è fondamentale. L'operato di Radio Radicale di questi ultimi decenni è fondamentale anche come memoria storica e anche per lavorare, per permettere di lavorare a molte istituzioni. Ripeto, il CSM utilizza quotidianamente il loro archivio, quindi io sono assolutamente a favore mantenere un servizio pubblico come quello che offre Radio Radicale. E tra l'altro ricordiamoci una cosa, questo archivio storico Radio Radicale lo offre gratuitamente a tutti e lo può offrire solamente grazie al fatto che riceve qualche soldo per il suo sostentamento dallo Stato. Quindi io sono assolutamente favorevole a mantenere in vita Radio Radicale. Vediamo quello che succederà nei prossimi mesi. Comunque noi come Lega, Salvini lo ha ribadito più volte, abbiamo stanziato qualche soldo per cercare di farlo andare avanti almeno per 6 mesi, in modo da uscire da questa campagna elettorale e poter ragionare con più calma e con più tranquillità sul futuro di Radio Radicale e del suo archivio. Grazie. Allora, Simone, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Andrea da Torino. Prego. Allora, 2 cose. Secondo me la magistratura si sta svegliando perché ha, come dire, il presentimento che una delle cose che sicuramente alle quali sicuramente metterà mano questo governo sarà la riforma della giustizia. Quindi molti magistrati, su questa radio sento più volte parlare di giudici che non pagano se sbagliano e totale impunità per gli errori giudiziari, eccetera, eccetera. Nel momento in cui una cosa del genere venisse messa in atto, è chiaro che per la pacchia per molti di questi sarebbe finita. Questa vicenda mi ricorda molto la vicenda Cota, che fu praticamente defenestrato, fu costretto alle dimissioni, elezioni, vince Chiamparino e poi assolto, non era vero niente, tutti innocenti, arrivederci e grazie. Sì. E anche lì chi paga? Cioè, il signor Cota aveva diritto a governare la regione per tutti i suoi 5 anni. L'altro, quando ha preso il potere e che è venuta fuori la sentenza definitiva che scagionava completamente Cota, avrebbe dovuto dimettersi e dire ok, va bene, allora torna, o torniamo alle elezioni o torna Cota. Invece niente.
Allora, Simone, vuoi commentare tu le parole del nostro Sì. ascoltatore? Sì. Sì, certo, l'ascoltatore di Torino ha assolutamente ragione. Una riforma della giustizia è assolutamente necessaria e doverosa, il caso Cosa è un caso emblematico di come va la giustizia in Italia. Non è facile, io lo dico al radioascoltatore di Torino, sono, io direi, anni, se non decine di anni che si prova a riformare la giustizia e nessuno ci è mai riuscito. Sì. È comunque una delle priorità di questo governo e vediamo se riusciremo finalmente a fare qualcosa per renderla più efficace e più efficiente. E ripeto, il caso Cosa è un caso emblematico, assolutamente d'accordo con i radioascoltatori di Torino. Benissimo, allora Simone, grazie mille per essere stato qui con noi questo venerdì, buon lavoro e buon proseguimento di giornata, a presto. Grazie mille e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Grazie mille. Grazie mille a Simone Billi, deputato della Lega. Giulio, al di là del vetro, Giulio Carnelli, al di là del vetro, che saluto, mi dà l'ok. In collegamento con noi abbiamo Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, dottor Silvestri. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Allora, io la presento molto velocemente. Lei è nato a Roma l'8 aprile del 1981, è stato eletto nella Regione Lazio ed in questa maggioranza di governo lei fa parte della prima commissione affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni, giusto? Esatto. Allora, volevo con lei parlare un po' di questi rapporti tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Questa mattina il capogruppo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, in un'intervista a Radio Anch'io Rai, ha detto: quando manca la fiducia e se Di Maio è convinto che la Lega sia un partito di corrotti, andare avanti diventa molto complicato. Usano le inchieste per le elezioni, manca la fiducia e poi il capogruppo Molinari dice: io se fossi in Di Maio mi concentrerei di più sulle tante crisi aziendali che non sono ancora chiuse come la Pernigotti. Poi questa mattina il vice premier Di Maio mette nel mirino anche il leghista Rixi, dice: se condannato dovrà lasciare. Io le chiedo, questo governo andrà avanti con questi toni o no? Allora, premesso, c'è da fare sicuramente una distinzione, nel senso che è evidente a tutti, senza poi entrare nel merito, che su questo tema, il tema della legalità, soprattutto quella interna, probabilmente Lega e 5 Stelle hanno due sensibilità diverse e questo è un qualcosa, secondo me, di chiaro. E quindi ovviamente il 5 Stelle, quando succede un qualcosa che interessa il partner di governo, probabilmente esprime questo tipo di sensibilità perché fa la stessa cosa quando gli succede internamente. Nel caso Frongia, indagato per corruzione, abbinabile al caso Siri, lui si è dimesso, assessore allo sport di Roma, si è dimesso immediatamente. La stessa cosa è successa per Marcello De Vito, che noi abbiamo espulso dopo l'arresto nel giro di 2 ore, e quindi alcune volte stimoliamo il nostro partner di governo a mantenere questo atteggiamento. Io credo che il governo andrà avanti, sì, assolutamente. Credo che il governo andrà avanti per 5 anni, perché poi io, quando mi ritrovo a lavorare nei temi, nelle scrivanie, sui temi che interessano la popolazione con i colleghi della Lega, si trova sempre una quadra e un accordo. Queste sono cose che noi probabilmente entriamo in crisi di rapporti per cose che esulano il contratto di governo. Ogni volta che ci troviamo invece a parlare del contratto di governo, che è la mission di questo governo, portare a casa quel contratto lì, noi riusciamo sempre a trovare una quadra. Quindi poi i rapporti che sono al di fuori, le differenze sono evidenti. Ecco, e per quanto riguarda appunto il contratto di governo, un altro tema importante è l'autonomia, no? Su questo punto si riuscirà a trovare una quadra? Io credo di sì. Noi, qual è la differenza? Così lo spieghiamo un pochino a chi ci ascolta. Cos'è che dice il 5 Stelle? Per noi va benissimo l'autonomia, l'abbiamo sostenuta sia in Veneto sia in Lombardia, è una cosa molto importante, però non deve avere squilibri, cioè a parità di funzioni amministrative che vengono trasmesse alla regione ci deve essere parità di aiuti economici. E quindi non ci deve essere un surplus di soldi che vanno
che vengono trasferiti alle regioni, perché comunque c'è un'altra parte di paese che è in sofferenza, noi siamo uno Stato e quindi dobbiamo anche avere un principio di solidarietà, che è il principio che è stato messo nel contratto di governo proprio quando si parla di autonomia. Quindi noi siamo a favore assolutamente, l'importante è che non ci sia non sia il motivo per trasferire più risorse a singole regioni. Benissimo. Poi voi alcune settimane fa avete parlato di un vostro provvedimento che riguarda il conflitto di interessi. Ci può spiegare un po' di che cosa si tratta? Assolutamente. Io credo che il conflitto di interessi sia, per fare un esempio, la Salerno-Reggio Calabria della politica italiana, cioè quella cosa che tutti i governi hanno detto di voler fare e nessuno ha fatto. Perché? Perché sostanzialmente poi delimita i perimetri dell'azione di un politico. Io sono il primo firmatario della legge che regola i rapporti con le lobby, che fa parte del pacchetto del conflitto di interessi e serve proprio a dare trasparenza nei rapporti tra portatori di interessi e decisori politici. Queste misure in un paese come questo sono fondamentali. La legge del conflitto di interessi si dà delle limitazioni per quanto riguarda proprio il vivere lo Stato, la propria azione politica, senza avere conflittualità con il privato, che è un qualcosa che dovrebbe essere normale in un paese. Quindi noi stiamo cercando di riportare un po' di normalità da questo punto di vista. Io ricordo, proprio sul discorso dei rapporti con i portatori di interessi, quindi la legge sul lobbismo, che ci sono tantissime leggi regionali che regolano, e quindi il portatore di interesse in Toscana è un lobbista, in Umbria non lo è, e nell'Emilia lo è, in Lombardia no. Cioè va uniformata una serie di paletti che ovviamente ormai non sono più organici. Sì. Per quanto riguarda invece le prossime elezioni europee, quali sono i punti principali del vostro programma? Allora, noi... Ci dica solo un punto adesso, andiamo in pausa pubblicitaria e poi riprendiamo. Il punto più importante. Ne dico uno che tocca sicuramente la sensibilità di questa radio. Tutto il discorso immigrazione, cioè per noi continuiamo a sostenere che è importantissimo riuscire ad essere Europa per quanto riguarda il discorso di immigrazione. Chi mette piede in Italia lo mette in Europa e quindi le quote vanno ripartite. Per fare questo ci vuole forza. Ecco perché abbiamo chiesto a Salvini come mai di questa alleanza con Orban, che è il primo che ci dice sempre che invece ce li dobbiamo tenere. Quindi questa cosa ci ha un po' sorpreso, però ognuno fa la sua campagna elettorale, si allega con chi vuole. Noi da questo punto di vista vogliamo fare un gruppo nuovo, perché sappiamo che quello che vogliamo portare all'interno dell'Europa è un concetto che purtroppo non tanti vogliono, cioè quello di ripartire le quote, e quindi per farlo c'è bisogno di fare un gruppo nuovo e portare questa linea. Allora, le chiedo di rimanere con noi per altri 5 minuti, subito dopo la pausa pubblicitaria. Va benissimo. Grazie. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Exclusive Dance Chart.
Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati Su Radio Padania Libera. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL. In collegamento telefonico con noi abbiamo Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Allora, onorevole, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, sono Ermanno, ciao a tutti. Ciao Ermanno, prego. Io volevo rivolgermi proprio al signore che mi sfugge il nome. Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Ecco, volevo dire una cosa, sta dicendo una cosa non corretta. Quale? Perché l'autonomia è una cosa giusta, in quanto, le spiego subito, non è vero che ci sono i soldi che verranno distribuiti, no, perché già adesso lo Stato centrale restituisce i soldi che ha ricevuto dalle varie regioni per le competenze che competono alle regioni, quindi la sanità, quindi la sicurezza, quindi altre cose. Quelle competenze, quelli soldi lì, diciamo noi che vogliamo un'autonomia, si vengono trattenuti dalle varie regioni, quindi non c'è nessun aggravio per le altre, vengono trattenuti questi soldi che già adesso ci vengono dati perché noi li amministriamo meglio e quindi si mette in competizione una regione con l'altra per vedere se uno sa fare il suo mestiere oppure no. Quindi sono balle quelle che aveva detto. Allora, è in linea, Grazie. sentiamo Francesco Silvestri. Onorevole, prego. Sì, allora, intanto la competitività tra regioni è un qualcosa di cui va discusso a 360 gradi, perché è ovvio che c'è stato anche un investimento dello Stato infrastrutturale al nord diverso da quello del sud. Poi il fatto che al sud ci sia un'amministrazione, le regioni vengano amministrate in maniera magari meno performante di quelle del nord, non vuol dire che devono essere lasciate indietro, perché facciamo comunque parte di uno stesso Stato e quindi non è corretto da un punto di vista globale, ragionale, solo in un senso regionale. Facciamo parte dello stesso Stato e quindi dobbiamo riuscire a portare quel tipo di buona amministrazione anche al sud. Per quanto riguarda invece i fondi, ci sono alcune voci di capitolo che riguardano la scuola o altri comparti che sicuramente c'è una richiesta da parte della Lega di valutare le risorse che vengono trasferite alle regioni con parità dei poteri, che possono sembrare, per quanto mi riguarda, un po' eccessive. E poi c'è un'altra questione ancora su cui non siamo d'accordo per quanto riguarda le autonomie, che è l'esempio classico che faceva anche il vice ministro Di Maio in TV, cioè quello di pagare in maniera diversa i professori in Veneto rispetto ai professori di un'altra regione, per quanto riguarda, per dire, il comparto istruzione. Cioè noi siamo d'accordissimo sulle autonomie e sul trasferimento di funzioni. Io vengo da Roma, io sto lavorando ad una legge, ho fatto una mozione in Parlamento accettata dal governo per dare dei poteri speciali alla città di Roma, quindi figuratevi quanto nessuno più di me è favorevole a dare autonomie ai territori, soprattutto quelli virtuosi, anche se Roma ha uno stato di sofferenza, è ovvio che è imbrigliata anche in delle logiche amministrative che non riescono a farla decollare, perché è un comune da sola, sarebbe la quinta regione d'Italia, invece non può nemmeno legiferare e può
e si comporta di fatto come un altro qualsiasi comune. Sì. Quindi nessuno culturalmente più di me è una persona propensa alle autonomie, però l'importante è che devono avere una propria logica e non devono creare disparità, e questo è il discorso. E nel caso dei professori o di altre risorse che ho detto, purtroppo si rischia, quindi noi troveremo accordo con la Lega da questo punto di vista, e se andremo in questo senso qui, e sono sicuro che andrà così. Lei, onorevole, è molto impegnato sul territorio, leggo dalla sua pagina Facebook, l'altro giorno è stato a Tivoli, ha spiegato ai cittadini cosa i commercianti, no, hanno fatto e cosa avete fatto voi del governo per le piccole e medie imprese. Ci racconti un po'? Sì, allora noi stiamo facendo questo tour per quanto riguarda la piccola e media impresa. Andiamo in giro nei comuni proprio per far vedere un pochettino qual è stata l'azione di questo governo, che ha veramente un punto di vista, ha fatto veramente un ottimo lavoro per quanto riguarda le imprese. Quindi abbiamo dato, ad esempio, abbiamo abbassato le tasse per la piccola e media impresa e soprattutto per i possessori di partita IVA. Anche nel reddito di cittadinanza c'è una parte molto importante che riguarda l'impresa. Faccio un esempio, e questo va spiegato a chi ci ascolta e a molti negozianti. Se da adesso in poi un'impresa assumerà passando per il centro dell'impiego, otterrà tutti gli sgravi che in quel momento stava avendo il possessore di reddito di cittadinanza. Vado ancora un pochino sul pratico: se io sono una persona che prende il reddito di cittadinanza, sono al terzo mese e lei mi assume nella sua radio, lei prenderà fino al compimento del 18° mese l'importo del mio reddito di cittadinanza, che può essere 500 o 700 euro. Insomma, ci sono una serie. Abbiamo fatto la cedolare fissa al 21% per negozi e capannoni, abbiamo fatto il super bonus per le giovani eccellenze, cioè le imprese che assumono i laureati hanno uno sgravio contributivo fino a 8.000 euro. Sono tante le misure che potrei elencare e che mi rendono orgoglioso anche di far parte di questo governo, e quindi le portiamo avanti anche insieme alla Lega. Ecco perché le dico, ogni volta che ci sediamo e parliamo del contratto di governo non abbiamo problemi, perché abbiamo la stessa visione sul dare aiuto alla nostra imprenditoria. Poi i problemi vengono quando andiamo fuori dal contratto di governo, però stiamo girando, entriamo negozio per negozio, proprio perché un negoziante non ha il tempo molte volte di informarsi perché lavora molto. Allora siamo noi parlamentari del Movimento 5 Stelle che entriamo lì dentro e ci prendiamo 10 minuti con il negoziante, con il commerciante, per spiegare tutto quello che questo governo, non solo il Movimento 5 Stelle, ma questo governo sta facendo per l'impresa. Benissimo, allora onorevole, sentiamo un'ultima telefonata, poi la lasciamo andare. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi, alleluia. Alleluia, prego. Ecco, appunto, a proposito di autonomia, sì. Io credo che l'autonomia... Pronto? Sì, la sentiamo, signora. Ecco, l'autonomia significa responsabilità. Non sento mai nessuno parlare della responsabilità, e l'autonomia va meritata. Una sana competizione fra le regioni, secondo me, può solo far bene. Non è... E poi, a proposito del costo della vita, mi sembra una scemenza quello che ha detto il signore, proprio perché il costo della vita qui al nord è molto superiore, quindi è giusto che gli stipendi semmai siano maggiori qui. Benissimo. Non crede che le regioni del sud siano meno organizzate e più sprecone? Ecco, non dobbiamo incidere qui? Ecco, allora, onorevole, se vuole fare un commento molto veloce. Certo. Allora, intanto non credo che il costo della vita faccio un esempio, Verona sia superiore a quello di Roma, quindi non credo che il costo della vita del nord delle regioni che chiedono l'autonomia sia superiore al resto d'Italia. Io vivo a Roma, conosco purtroppo il costo della vita romana ed è molto alto, ve lo assicuro, ma tolto quello, concordo con la ascoltatrice che l'autonomia presuppone un elemento di responsabilità, sono d'accordo, come un elemento di responsabilità va tenuto nel considerarci un unico
un unico Stato e quindi dobbiamo assolutamente tenere conto che le autonomie possono essere concesse, ma ci sono delle regioni che in questi anni hanno avuto un pochino meno investimenti, penso a tutto il turismo ospedaliero. Io sono a Roma, vi assicuro che c'è un turismo ospedaliero e sanitario dalle regioni del sud proprio perché si è investito meno in sanità. Però mi rendo conto che il Sud ha anche gestito male tantissime cose. Dobbiamo portare attraverso la politica la cultura dell'amministrazione anche al Sud e cercare di non lasciarli indietro. Questa è l'unica cosa che noi sosteniamo. Allora, grazie onorevole, grazie mille per essere stato qui con noi. Buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Allora, ringraziamo Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. In collegamento telefonico con noi abbiamo un altro amico di RPL, il senatore della Lega Paolo Arrigoni. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Eccomi qua. Allora, grazie mille Paolo. Raccontaci un po' questa settimana. C'è stata un'importante conferenza sull'ambiente al Senato, alla quale hai partecipato tu ed anche il ministro Salvini. Che conferenza avete tenuto? Ecco. Voluto dalla Lega in collaborazione con l'associazione Farambiente su le tematiche ambientali ed energia. Il titolo del convegno si chiamava Ambientalismo ragionevole, perché noi abbiamo le idee ben chiare, perché siamo per la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile del territorio, che deve per forza essere coniugato allo sviluppo del paese anche attraverso le infrastrutture. E quindi noi abbiamo ribadito, e c'era anche il segretario federale Matteo Salvini, che non bisogna sempre dire di no, ma che bisogna coniugare queste due esigenze, insomma. Ecco. E quindi è stato un convegno molto, molto interessante, c'era anche il sottosegretario Bagnagava ed altri esponenti della Lega. Ecco, senti Paolo, sul decreto crescita ci sono delle novità, perché il ministro Fontana ha presentato degli emendamenti a favore della famiglia. Che emendamenti sono? Ecco, che materie riguardano? Riguarda sulla famiglia essenzialmente l'ampliamento del bonus bebè, non più 80 euro al mese che erano già tanti voluti dalla Lega, ma un aumento fino a 110 euro al mese per un anno, l'aumento della soglia del reddito ISE fino a 35.000, questo per favorire anche il ceto medio, e poi l'introduzione di una detrazione fiscale per l'utilizzo di pannolini e latte in polvere. Quindi ancora una volta la Lega a sostegno della natalità, visto l'emergenza nel quale è precipitato il Paese negli ultimi anni, dove le nascite sono poco superiori alle 400.000 all'anno rispetto al 1.000.000 di qualche anno fa. La Lega è stata la prima a ribadire già da diversi anni, grazie a Matteo Salvini, che non può essere disgiunto lo sviluppo economico del Paese insieme all'aspetto demografico. Quindi bene ha fatto Matteo Salvini, il ministro Fontana, anche qui passare dalle parole ai fatti. E quindi, oltre agli incentivi sull'asilo nido, un ampliamento della misura sul bonus bebè. Andiamo avanti così, questo è un'iniezione di fiducia soprattutto per le giovani coppie che vedono un governo e la Lega vicino a loro. Benissimo, Paolo, abbiamo una telefonata, se non sbaglio sì, abbiamo 2 telefonate, ti chiedo di rimanere con noi in linea, so che poi devi lasciarci, comunque sentiamo queste telefonate. Pronto? Pronto? Sì, prego. Sì, ciao, Padania Libera. Ascolta, innanzitutto come al solito qualcosa che fa è la Lega, anche per la storia fa delle famiglie, che agevola le coppie che vogliono avere finalmente dei figli. Sì. Secondo, però, scusami Antonio, quando c'è uno dei 5 Stelle a un certo punto che dice delle cavolate, mi auguro che tu lo possa controbattere. Cioè, questo qua mi viene a paragonare Frongia e De Vito, che sono stati arrestati, no? Con Siri. Siri non è stato arrestato, per Dio, e bisogna dirglielo a questa gente qua. Perché loro adesso stanno facendo, tu non gliel'hai detto, controbatti, no? Gli dici, ma scusa, ma mi paragoni questo a quell'altro, mi paragoni le mutande di Cota, che per 49 euro abbiamo perso un presidente di regione e loro sono contenti. Ma io guarda che bisogna dirglielo, voi siete contenti perché così cercate, ma non è vero, cercate di fare perdere voti alla Lega, ma ricordatevi che un domani, no? Quando sarà il momento, la magistratura
15-20 giorni prima delle elezioni, quando anche voi darete fastidio, le stesse cose che sta facendo la Lega le farà a voi. Ciao. Ciao, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno, ciao, sono Simone da Bergamo. Prego. Ma niente, io volevo ritornare sul discorso dell'autonomia. E mi meraviglio delle cure che hanno gli amici, compagni, colleghi di governo del 5 Stelle sul fatto di dover lasciare indietro e discriminare. E io vedo che oggi, dopo 60 anni di governo repubblicano, nonostante le ondate di trasferimenti erariali, le differenze territoriali sono aumentate nel corso degli anni e la dissimilità, cioè la non uguaglianza di servizi e di tutele tra regioni del nord, centro e sud si è continuata ad ampliare. Cioè, ora io penso che il discorso dell'amministrazione diretta, cioè basata sull'autonomia, sia anche per loro, che sono persone che credono nella democrazia diretta, il manifestare una maggiore vicinanza ai cittadini, spostando l'amministrazione delle risorse vicino al corpo elettorale, anziché lasciare tutto centralizzato e poi tramite il discorso dei trasferimenti erariali farlo perdere in 1000 rivoli. Grazie, un saluto. E speriamo che questa campagna elettorale sia finita. Allora Paolo, rispondiamo con hai tutti contro quello che hai pubblicato tu, ma capitano, noi siamo tutti con te, no? Beh, assolutamente sì, e bisogna dimostrare di essere effettivamente vicino al capitano andando domani alla manifestazione di Milano alle 15 in Piazza del Duomo per sostenere la Lega, Matteo Salvini, perché la Lega alle elezioni europee del 26 maggio deve raccogliere tanti consensi. Noi dobbiamo quintuplicare, sestuplicare la pattuglia dei nostri europarlamentari in Europa, perché vogliamo un'Europa diversa, un'Europa a servizio dei popoli e non i paesi come il nostro con il Partito Democratico a servizio degli euroburocrati. Abbiamo tante cose da fare, settori da difendere come la pesca e l'agricoltura. E poi un altro motivo più per andare domani a solidarizzare con Matteo Salvini è difendere la Lega, che è sempre più sotto attacco nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Ci sono troppi uomini sotto attacco e una dimostrazione, una presenza domani significherebbe un segnale importante per il nostro capitano, che si sta spendendo molto per la Lega e soprattutto per il cambiamento del paese, che deve ritornare alla normalità. Senti Paolo, dalle Marche che novità ci sono? Ma dalle Marche stiamo lavorando per la campagna elettorale in lungo e largo. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo realizzato con la militanza, abbiamo tanti candidati sindaci, sono sicuro che avremo qualche sindaco in numero importante dopo le elezioni. Stiamo lavorando per esempio nelle Marche, che lo ricordo è una regione che nel 2016 è stata colpita nel terremoto. Stiamo lavorando proprio in Senato in queste ore, abbiamo finito ieri sera tardi, al decreto sblocca cantieri, anche qui voluto dalla Lega, per anticipare delle modifiche al codice degli appalti voluto dal Partito Democratico nel 2016, che sostanzialmente ha paralizzato gli appalti pubblici, ha aumentato la burocrazia. Verranno introdotte delle norme per semplificare le procedure e quindi per far partire i cantieri. E poi in questo decreto importante trattiamo ancora una volta come governo, come Lega, il cantiere più grande del nostro paese, che è quella dell'area del cratere dei terremotati. Anche qui grazie alla Lega misure importanti, misure che semplificano l'affidamento per esempio del privato che ha avuto la casa distrutta o inagibile per l'individuazione di un professionista o di un'impresa anche da parte del pubblico. Abbiamo inserito delle misure fiscali nuove e soprattutto, come voleva Matteo Salvini, il protagonismo dei comuni. E con questo decreto verrà effettivamente realizzato non solo dipendenti per i comuni in più, ma abbiamo introdotto, e grazie a un emendamento questa possibilità verrà ampliata,
la possibilità facoltativa, quindi una Lega che non cala sulla testa dei comuni delle misure, ma dà la possibilità ai comuni e ai sindaci che lo vorranno di diventare direttamente loro i protagonisti per l'istruttoria dell'intervento di ricostruzione nei confronti dei cittadini, dei loro cittadini che hanno avuto la casa distrutta o inagibile. Quindi ancora un'altra volta, in meno di un anno, per la sesta volta, interveniamo a favore dei terremotati. E ricordo che nelle Marche 2/3 dell'area del cratere del centro Italia ricade appunto nella regione Marche. Va bene, allora Paolo, grazie, ci risentiamo presto, buona giornata. Grazie ancora per l'invito, un caro saluto ancora agli ascoltatori di Radio Padania Libera e ci vediamo domani alle 15. Tutti intorno a Matteo Salvini. Grazie a Paolo Arrigoni, senatore della Lega. Adesso Giulio dalla regia mi dice che al telefono c'è Alberto Gusmeroli, deputato della Lega. È caduta la linea, cerchiamo di recuperare la linea con Alberto. Un'ultima ora, uno striscione anti-Salvini, la procura di Salerno apre un'inchiesta. Il vice premier Di Maio dice su Salvini, io uso voli di linea. Movimento 5 Stelle Lega sfida Leale, problema se inchieste salgono di livello. Questo è un governo che deve lavorare altri 4 anni, c'è una concorrenza leale tra le due forze politiche, tra noi e la Lega, una concorrenza leale che secondo me fa bene all'Italia perché ognuno cerca di fare sempre il suo meglio e sempre meglio. Così ha detto Luigi Di Maio a margine della visita a Piaggio Aereo a Villanova di Albenga in provincia di Savona. Alberto, buongiorno. Alberto, non riusciamo a sentirlo. Giulio dalla regia. Pronto? Pronto? Alberto, ok, ti sentiamo. Ciao Alberto. Perfetto. Buongiorno, saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Padania, a voi bravissimi. Grazie. Che ci coinvolgete sempre in tutte le vostre informazioni. Allora Alberto, che ne pensi di questi striscioni, questa questione striscioni in tutte le piazze italiane contro il ministro Salvini e qual è il tuo giudizio? Ecco. Ma diciamo, io sono sempre per il rispetto delle persone, rispetto anche degli avversari, cioè gli avversari non sono mai dei nemici ma sono degli avversari, bisogna contrastarli con la forza delle idee, non con gli insulti. Quindi io da questo punto di vista sono sempre contrario a tutto ciò che insulta l'altro, e per cui certo il momento questo delle elezioni europee è un momento molto importante perché ovviamente se vince la Lega vince un'idea di Europa che torna alle origini quindi per certi aspetti tutti gli europeisti dovrebbero essere felici di votare votare la Lega, perché vorrebbe dire veramente che si torna all'origine dell'idea di Europa, l'idea di Europa dei popoli, l'Europa che tiene in considerazione le persone e non l'Europa dei tecnocrati, dei burocrati, delle regole assurde, eccetera. Certo, senti Alberto, in questi giorni è stata approvata la legge semplificazioni, no? Raccontaci un po' questo progetto di legge che porta il tuo nome anche, sì. Sì, diciamo che siamo tutti molto soddisfatti noi della Lega perché sono 30 anni che si parla di semplificazioni, però l'unica forza politica che ha fatto qualcosa nell'ambito delle semplificazioni è la Lega con la mini flat tax. La mini flat tax da 65.000 euro, tassando al 5% chi inizia una nuova attività o al 15%, ha tolto registri, contabilità, fatture elettroniche, ha tolto tutto. Sì. E quindi è stato il vero inizio della semplificazione. Poi c'è questo progetto di legge Ruocco Gusmeroli con tutti i componenti, i colleghi bravissimi della Commissione Finanze della Lega che hanno sostanzialmente ha previsto tutta una serie di semplificazioni, se vogliamo di buon senso, tipo non si stampano più i registri contabili, cioè per assurdo se uno va in un'azienda una volta all'anno per giorni c'è lì una persona che stampa i registri
quindi carta sprecata a go-go, oppure pensiamo che abbiamo abolito quella norma che comportava che tutti i comuni d'Italia venissero riempiti di dichiarazioni di redditi a mano che nessuno compila, perché le compilano ormai tutti col computer. Quindi, cioè, questo per darvi l'idea che quando si vuole semplificare si può semplificare. Tra l'altro questa norma qui, solo il fatto di non riempire tutti i comuni d'Italia di carte di istruzioni e di modelli di dichiarazione fa risparmiare alcuni milioni di euro. Quindi questo è per darvi l'idea. Ma poi ci sono tantissime norme di buon senso, come quella sugli affitti, per cui se uno non ti paga l'affitto tu non lo devi dichiarare col reddito. Invece in questo momento sembra incredibile, perché quando lo dico dice: ma veramente, quando io ho un contratto di locazione di un'abitazione in cui non mi paga l'affitto, devo fare lo stesso, devo inserire il reddito come se l'avessi percepito. Purtroppo ad oggi è così e noi l'abbiamo tolto. Adesso poi è molto positivo perché l'approvazione di queste semplificazioni è il primo passaggio alla Camera e poi andrà al Senato. In realtà, grazie al vice ministro Garavaglia e al sottosegretario Pitonci, abbiamo presentato 9 emendamenti e tutto il decreto tutta la PDL semplificazioni entra nel decreto crescita, quindi ha la possibilità veramente di diventare legge senza neanche il passaggio al Senato, e questo è molto positivo. Senti, è stato sicuramente un bel risultato. Tra l'altro alcuni articoli sono stati votati all'unanimità, per esempio quello sugli incentivi ai negozi di vicinato. È la prima volta che si incentivano i negozi tradizionali, artigiani e commercianti, quindi non più i centri commerciali, non più la vendita online, ma si stimolano la riapertura dei negozi di vicinato. È una norma che abbiamo sperimentato 5 anni fa qua ad Arona e l'abbiamo riproposta nella PDL 1074 ed è entrata e è stata votata all'unanimità. Quindi benissimo, Alberto, una certa soddisfazione. Domani tu ci sarai a Milano? Assolutamente, noi partiamo con un pullman che abbiamo dovuto dire alcuni di no perché è strapieno, quindi alcuni di noi seguiranno il pullman in macchina per permettere a tutti di essere a Milano. Staremo là felicissimi, con una grande energia, con voglia di stare vicino a Matteo e tributargli anche il nostro affetto, perché io che vedo tutti i giri che fa, tutto quello che si impegna, eccetera eccetera, è veramente una cosa pazzesca quello che fa, ecco. Senti, invece nella tua Arona in questo weekend che manifestazioni ci sono? Ma allora, noi intanto abbiamo presentato questo progetto diciamo innovativo a Milano, la Confcommercio, in cui trasformeremo dal 5 luglio al 31 di agosto la città in un centro commerciale a cielo aperto. Quindi, per non stare immobili e farci rubare, tra virgolette, i clienti dai centri commerciali e dalla vendita online, noi per 2 mesi trasformiamo tutta la città in un centro commerciale. Cosa vuol dire? Vuol dire che intanto la abbelliamo, aggiungiamo degli abbellimenti, allestimenti artistici, tipo art, per esempio adesso abbiamo riempito di girandole, ma poi riempiremo di altri allestimenti artistici. Poi i negozi apriranno di sera, poi la zona centrale è chiusa al traffico, poi ci saranno hostess e steward che daranno le cartine come nei centri commerciali con tutto l'elenco dei negozi. Sono quasi 200 negozi che hanno aderito, cioè praticamente tutta la città, e poi eventi di altissimo livello in tutti i giorni, in tutti i 60 giorni, in più orari
della giornata in più posti del centro commerciale, cioè della città. Benissimo. Quindi abbiamo degli eventi stratosferici come George Benson, come Edoardo Bennato, come Renzo Arbore, come Paolo Fresu, come Peter Estin, cioè abbiamo e poi abbiamo balletto, teatro, tango, abbiamo di tutto. Ottimo programma. Allora Alberto, purtroppo siamo in chiusura, dobbiamo salutarci, ci vediamo domani in Piazza Duomo a Milano. Ci vediamo alle 15. domani in Piazza del Duomo, veramente, tutti belli carichi e veramente. E qua ci sarà la diretta in radio anche, l'Europa. ci sarà la diretta in radio con Marco Pinti e Pierluigi Pellegrin. Allora Alberto, buona giornata e a domani. Un saluto a tutti. Grazie ad Alberto Gusmeroli, andiamo in pausa, ci risentiamo tra pochissimo. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra, c'è una carica morale o moralistica, un fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa.
Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via, via! Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Datti da fare, Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no? Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Lo striscione contro Salvini a Salerno, la procura apre un'inchiesta. Il drappo recante la scritta "Questa Lega è una vergogna" era stato fatto rimuovere dagli agenti della Digos. La procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per questo striscione esposto di un balcone di un'abitazione il 7 maggio, quando il ministro dell'Interno ha fatto tappa in Campania per un tour elettorale. Un atto dovuto da parte dei magistrati, i quali hanno dato seguito alla denuncia della Digos impegnata in un'indagine per turbativa elettorale. Sulla Sea-Watch il ministro Salvini dice: sono scafisti, i nostri porti restano chiusi. Il vice premier Salvini torna ad attaccare l'ONG Sea-Watch, la cui nave ha soccorso una 60ina di migranti nel Mediterraneo. Erano prima in acque libiche e poi maltesi, ma mettendo a rischio la vita degli immigrati a bordo vogliono a tutti i costi arrivare in Italia. Questi non sono soccorritori ma scafisti e come tali verranno trattati. Per loro i porti italiani sono e restano chiusi, afferma il ministro dell'Interno. Il ministro dell'Interno pubblica una foto e dice: comunque amici, vi voglio bene, io non mollo mai. E scrive il ministro Salvini: Lega merda, Salvini assassino, Salvini a testa in giù, devi morire. Ecco gli striscioni gentili dei democratici, e poi quelli violenti siamo noi. Buongiorno amici, ci vediamo tutti a Milano domani pomeriggio in Piazza Duomo, anche alla faccia loro. Io col vostro sostegno non mollo. Allora, ci ha raggiunto al telefono Giuseppe Cesare Donina, deputato della Lega, membro della Commissione Trasporti. Ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Grazie mille per essere qui. Allora Giuseppe, raccontaci un po' quali sono le novità di questa commissione. Ci sono delle novità sul codice della strada? Allora, assolutamente sì. Sul codice della strada diciamo che abbiamo depositato il testo ufficiale in commissione giovedì. Sì. Quindi adesso abbiamo un testo e abbiamo dato termine a tutti i gruppi fino al 3 giugno per emendamenti, però diciamo che siccome avevamo già accettato alcune indicazioni un po' da tutti, diciamo che l'iter dovrebbe essere molto molto veloce, nel senso che a giugno non dovrebbero essere cose strane, facciamo il passaggio in commissione, poi lo portiamo in aula. Io credo che per fine giugno in aula dovrebbe essere approvato e poi andrà al Senato. Ecco, benissimo. Alla Camera quali sono stati gli altri provvedimenti di questa settimana e quali saranno quelli della prossima? Allora, la prossima settimana noi adesso fino al 28 ci dedichiamo totalmente alla campagna elettorale, è un appuntamento importantissimo, abbiamo le amministrative ma soprattutto abbiamo le europee che sono quelle che decideranno i nostri destini per i prossimi anni, quindi siamo focalizzati su quello, ma tendenzialmente tutti gli anni la settimana prima del voto, di qualsiasi voto, non c'è attività in aula. Sì. Questa settimana, la settimana scorsa avevamo proceduto con il taglio dei parlamentari, abbiamo fatto la nuova legge elettorale, tra virgolette, una parte della legge elettorale per adeguare appunto i collegi a questi tagli. Abbiamo questa settimana ancora votato per quanto riguardava la questione degli assegni dei divorzisti, tutti temi molto importanti ovviamente che sono molto di settore, però per chi è interessato sono boccate d'aria in questo periodo. Ecco, senti Giuseppe, per quanto riguarda domani a Milano, chi ci sarà sul palco con il ministro Salvini? Non so se sai più o meno gli interventi.
Allora, gli interventi, di sicuro uno degli interventi più importanti, oltre a quello di Matteo, ovviamente è quello di Marine Le Pen. Sì. Poi attendiamo Marine sul palco di Milano, assieme comunque a tutti i gruppi che fanno alleanza con noi a livello europeo, dagli olandesi, dai leader olandesi, gli austriaci, i tedeschi, a tutti quelli che come noi pensano di riportare al centro in questa Europa i cittadini, il popolo, le comunità e non gli interessi, i gruppi, le banche, come è stata la gestione fino ad ora. Ecco, senti, ma secondo te il ministro Salvini e la Lega è sotto attacco perché Salvini e i voli di Stato per i comizi, c'è appunto un'inchiesta di Repubblica, poi oggi il vice premier Di Maio torna a parlare di inchieste anche poi per una possibile condanna del sottosegretario Rixi. Tu che ne pensi di questo? Vabbè, ma allora adesso io con tutto il rispetto capisco anche la fibrillazione dei 5 Stelle perché hanno perso voti, hanno perso il contatto con i cittadini. Noi andiamo avanti tranquilli e sereni. Abbiamo 2 grandi forze secondo me, oltre ovviamente alla numero 1 che è il nostro segretario federale nonché ministro dell'interno Matteo Salvini. Abbiamo la grande forza di essere tutti i giorni costantemente, io lo faccio stasera in 2 incontri pubblici, costantemente coi piedi sul territorio. Sappiamo esattamente cosa vogliono i cittadini, sappiamo cosa ci chiede la nostra gente e noi abbiamo questa forza. Rispetto, dico davvero, a tutti gli altri movimenti e partiti che siedono in Parlamento, in maggioranza che in minoranza, in opposizione. L'altro passaggio fondamentale che secondo me è quello che ha stravolto la politica in Italia nell'ultimo anno è il fatto che finalmente c'è un movimento, c'è un partito che quello che promette fa. Ma è una roba talmente semplice che però è dirompente, perché in Italia fino ad ora tutti si lavavano la bocca, si sciacquavano la bocca di promesse non mai mantenuto. Noi per la prima volta dopo X anni, quello che abbiamo promesso, non tutto, quello che abbiamo promesso però abbiamo iniziato a fare e questo secondo me è la vera forza della Lega. Ecco, senti Giuseppe, volevo farti un'altra domanda. Che ne pensi di quella storia delle elemosiniere del Papa dei giorni scorsi? Sì, anche quelle sono tutte azioni di facciata, tra virgolette, per cercare di mettere in difficoltà la Lega, ma secondo me sono azioni che sono poi controproducenti per chi le effettua. In Italia, ha ragione Matteo Salvini, abbiamo 5 milioni di poveri, abbiamo gente davvero che fatica alla fine del mese, abbiamo anche noi italiani che gli viene fatto lo Stato corrente perché magari sono morosi con Ene, però di queste persone non si accorge mai nessuno. È arrivato il momento di pensare a quello che succede fuori dalla nostra porta, davvero, non è perché siamo razzisti, perché siamo menefreghisti, ma davvero è arrivato il momento che dobbiamo aiutare il vicino di casa. Io faccio sempre un esempio. E la nostra società adesso, io mi accorgo in questo anno a Roma, dove tu nelle città non ti conosci il vicino di casa, dobbiamo recuperare, secondo me, quella sorta di, metterci a definire l'alpinità, quella comunità che c'è nei paesi alpini dove io abito, io sono in una valle alpina, dove quando ti incontri pur non conoscendo la persona, la saluti, se è in difficoltà la aiuti, però devi iniziare dal tuo vicino di casa. Non fare volontariato a migliaia di chilometri dal tuo paese. Ecco, benissimo. Senti Giuseppe, ci sono delle novità sulla situazione in Libia? Perché se non sbaglio ieri Conte ha incontrato Haftar. Sì, lì anche lì è una situazione gestita secondo me in maniera pessima dall'Europa. Le azioni più tanti le azioni che ci creano molte più difficoltà sono quelle sempre dove la gestione europea. È per quello che secondo me convintamente, unitamente noi il 26 di maggio dovremo fare Lega. Perché è l'unico movimento che ha a cuore i propri territori e a cuore i cittadini e con scelte mirate secondo me può risolvere anche parecchi problemi che sono fatti ad hoc ad orologeria appena prima delle elezioni per creare un po' di disturbo, per creare attacchi al nostro movimento, soprattutto al ministro dell'interno. Quindi io credo che davvero dopo il 26-27 maggio con un'Europa diversa si dovrebbero risolvere anche molte situazioni internazionali che adesso sono un po' fuori controllo. Benissimo, allora Giuseppe grazie mille, ci risentiamo presto e ricordiamo l'appuntamento di domani alle 15 in Piazza Duomo. Assolutamente, tutti presenti domani in Piazza Duomo
perché è fondamentale, è il passaggio della storia. Domani facciamo una libertà per i nostri figli, chi c'è a Milano combatte per il proprio territorio e chi sta a casa purtroppo per lui non sarà della partita, ma noi auspichiamo di essere in centinaia di migliaia davvero domani a Milano. Benissimo, grazie mille a Giuseppe Cesare Donina, deputato della Lega. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, ora in collegamento telefonico con noi abbiamo e ringrazio Marco Snato, deputato di Fratelli d'Italia. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti voi. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Non so se è la tua prima volta qui in radio oppure sei intervenuto altre volte. No? In altre trasmissioni, non in questa. Ah, sei intervenuto quindi in altre trasmissioni, quindi insomma il nostro pubblico ti conosce. Tu comunque fai parte, sei il segretario della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, fai parte anche della Commissione Finanze. Allora Marco, raccontaci un po'. Ieri Giorgia Meloni è stata a Milano, se non sbaglio, nel centro. È stata a Milano, ha concluso un giro per la Lombardia dove è stata anche a Cremona, a Pavia, la mattina ha fatto un incontro con alcune categorie produttive con la stampa e la sera ha concluso in piazza San Carlo, partecipato comizio, diciamo. Ecco, senti, ma quali sono proprio i punti del vostro programma per le prossime elezioni, del 26 maggio, per le elezioni europee? Beh, insomma, noi abbiamo uno slogan che chiarisce abbastanza quali sono le nostre intenzioni, perché è in Europa per cambiare tutto. Noi crediamo che insomma sia ora di prendere atto che l'Europa è stata sicuramente un'intuizione positiva agli albori della sua nascita dopo la guerra, ha permesso insomma di creare un clima di concordia in un continente che era devastato dalla guerra, ma che insomma adesso questa Europa, queste istituzioni europee non rappresentino assolutamente quelli che sono le reali volontà dei popoli che la abitano, non sono le reali prospettive che questi popoli vorrebbero, e quindi è ora di cambiare un po' proprio l'atteggiamento dell'Europa nei confronti dei Paesi membri, è ora di cambiare la legittimazione democratica che adesso non c'è di queste istituzioni e insomma dare un po' più di voce ai popoli. Tanto è vero che noi abbiamo detto che non vogliamo gli Stati Uniti dei popoli, ma vogliamo l'Europa degli Stati sovrani, che è un po' diverso insomma. Benissimo. Senti Marco, l'altro giorno c'è stato un tuo intervento alla Camera sulla questione oro di Banca Italia. Voi di Fratelli d'Italia qual è la vostra appunto proposta? Beh, noi siamo molto attenti a questo tema, un tema che secondo noi è di assoluta rilevanza sovranista, nel senso che noi non possiamo pensare che con una banca centrale che è in mano a istituti privati per quanto statutariamente di diritto pubblico, con una sudditanza non comprovata neppure dalle normative in vigore rispetto alla Banca Centrale Europea, possiamo pensare che con una circolare che subito i ministri, con una semplice circolare che subito i ministri sono affrettati a definire assolutamente vincolante, regaliamo la terza riserva aurea del mondo dopo quella degli Stati Uniti e della Germania alla Banca Centrale Europea. Quello è oro degli italiani, è detenuto dalla Banca d'Italia per tradizione, per consuetudine, ma crediamo che bisogna fare un'interpretazione autentica della normativa sul tema e definire bene che è detenuto ma non è di proprietà, perché la proprietà appartiene agli italiani, quindi allo Stato italiano. Benissimo. Non c'è nessuna alternativa per noi su questo. Sono circa 110 miliardi di euro, non è uno scherzetto insomma. Senti Marco, sulla flat tax, tu qual è la tua idea? Cosa ne pensi? Noi siamo rimasti a quello che era nel programma del centrodestra prima del 4 marzo scorso, ovvero che la flat tax è la grande necessità di questo paese, perché provocherebbe finalmente quello shock fiscale di cui il nostro tessuto produttivo, economico e sociale ha bisogno. Noi crediamo che la flat tax servirebbe a completamente ribaltare il rapporto contribuente-Stato, sarebbe diciamo un toccasana per rimettere in giro una serie di risorse economiche che sicuramente farebbero ripartire i consumi, darebbero l'occasione alle famiglie di essere più serene, darebbero sicuramente l'occasione alle imprese di essere più performanti sui mercati, di poter magari reinvestire proprio sulla produttività e sull'occupazione. Noi abbiamo anche coniato un programma sulla defiscalizzazione a coloro che assumono, che proprio si riassume in più assumi meno paghi, gradualmente più assunzioni fai meno tasse sul lavoro pagherai rispetto a queste nuove assunzioni. Quindi per noi è fondamentale appunto la flat tax in questo senso. Devo dirti che noi abbiamo anche
cercare di contrastare, diciamo, quelle che sono le solite obiezioni di chi appunto vuole mantenere lo status quo. Abbiamo presentato anche con un progetto di legge che si chiama flat tax incrementale, cioè per incominciare a orientare il sistema su questa diciamo falsariga. Noi proponiamo che tutto ciò che è reddito incrementale rispetto all'anno precedente, vi spiego, se io guadagnavo 100 e l'anno dopo guadagno 120, quel 20, che quindi non necessita di nessuna copertura, venga tassato già al 15%. Questo è un modo per incominciare a entrare, insomma, in una prospettiva di flat tax e poter incominciare a dare veramente delle risorse a coloro che intanto sicuramente sarebbero più stimolati a produrre reddito, a coloro che magari potrebbero a quel punto far emergere magari quel nero che noi chiamiamo necessità, che ogni tanto qualche artigiano, qualche imprenditore per poter sopravvivere fa, e quindi potrebbe anche in questo caso aumentare le casse dello Stato, ma soprattutto aumentare la disponibilità di cittadini e imprese. Sì, senti Marco, numerose sono le vostre proposte di legge. C'è un'altra proposta di legge che ho letto dalla tua pagina Facebook di un tuo collega deputato di Fratelli d'Italia, che riguarda la tutela dei dipendenti pubblici che sono vittime di aggressioni verbali e anche fisiche. Ci racconti un po' di cosa si tratta? Sì, in verità questa è una collaborazione che abbiamo instaurato col sindacato della UIL proprio qui in Lombardia, e attraverso l'amico Franco Lucente, che è il capogruppo regione, l'abbiamo presentata in regione Lombardia sugli operatori della sanità che appunto dipendono dal sistema regionale, come è noto, perché abbiamo visto che appunto ci sono state tante aggressioni, soprattutto nei pronto soccorso, ma non solo, anche nelle strutture psichiatriche. Una ricerca della SST Lariana ci dice che ci sono migliaia e migliaia di aggressioni che sono appunto più o meno gravi e più o meno forti. Si parte da quelle verbali, ma si arriva a aggressioni veramente fisiche e anche veramente cruente, e quindi noi crediamo che bisogna cominciare a tutelarli dal punto di vista giuridico e anche dalla tutela giurisdizionale e anche dalla tutela economica. Queste aggressioni non vengono considerate a livello di malattie retribuibili come malattia del lavoro, e quindi noi crediamo che vadano tutelate. Ti dico che partendo da questa proposta in regione, sempre con gli amici della UIL e col collega Rizzetto, che è il nostro capogruppo in Commissione Lavoro, l'abbiamo estesa anche alle altre realtà pubbliche, autisti, piuttosto che inservienti di uffici pubblici e altre cose, che sportellisti, soprattutto i cosiddetti front office, insomma, che sono vittime di queste aggressioni. Quindi l'abbiamo estesa a tutto il pubblico impiego. Ecco, un'altra proposta è poi quella che riguarda il bullismo, dopo anche il caso che c'è stato a Manduria, no? Sì, purtroppo quello è una piaga culturale, sul quale bisogna sicuramente lavorare, bisogna dare nelle scuole il messaggio giusto, bisogna anche dare, come spesso io dico, anche a coloro che si apprestano a vivere in Italia, magari venendo da culture differenti, una prospettiva di valori chiari, che appunto soprattutto il rapporto uomo-donna, le questioni relative appunto alla non supremazia di un genere sull'altro, l'educazione nei confronti appunto delle strutture, dei docenti e delle strutture che si vanno a frequentare, ma è chiaro che tutto quello che bisogna fare culturalmente deve essere supportato anche da una normativa chiara dal punto di vista giuridico, e quindi non bisogna lasciare possibilità o aperture improbabili a coloro che appunto anche consapevoli spesso eccedono in questi atti di bullismo, cadono in questi atti di bullismo, provocando anche addirittura morte oltre che feriti e cose anche morti. Sono tanti esempi di suicidio, altre cose derivanti appunto da questo tipo di prestazioni molto gravi, insomma. Senti Marco, per quanto riguarda la vostra ricetta per frenare l'immigrazione, qual è? Insomma, quello è abbastanza chiaro, ma mi piace insomma ribadirlo. Noi crediamo appunto innanzitutto che non si può pensare che 800 milioni di africani che bussano alle porte d'Europa possano essere accolti. Questo per fortuna, devo dire, anche se noi siamo l'opposizione, una parte almeno del governo ha compreso che bisognava cambiare un po' marcia in questo senso. Per completare l'opera però secondo noi ci vuole il famoso blocco navale. Noi l'abbiamo proposto, l'abbiamo chiesto in svariate mozioni o proposte di legge. Capisco che non è
facilissimo dal punto di vista diplomatico, però sicuramente è il passo successivo che bisogna farlo, perché l'Italia ha 8.000 km di coste e purtroppo la gran parte dei problemi derivano proprio da questo tipo di migrazione. Noi crediamo che all'obiezione di chi dice sarebbe come un atto di guerra si risponde chiedendo il blocco navale bilaterale. Noi dobbiamo, in questo invece critico il governo, capire come diplomaticamente dobbiamo confrontarci con alcuni governi alquanto improbabili come quello della Libia, però non possiamo non schierarci mai da nessuna parte quando francesi, inglesi e americani poi entrano come il coltello nel burro in realtà che invece sarebbero più afferenti a noi. Quindi io credo che noi dovremmo fare un blocco navale bilaterale, o sicuramente aiuti, ma essendo ben chiari nel non far più partire nessuna nave. Se non partono, state sicuri che non arrivano. Allora Marco, grazie mille per essere Grazie a stato voi. qui con noi questa mattina, ci risentiamo mille. presto e buon Quando lavoro. volete. Grazie mille, saluti a tutti. Grazie Arrivederci. mille a Marco Snato, deputato di Fratelli d'Italia. Tra pochissimo avremo il proseguimento delle nostre trasmissioni con gli avvocati, poi vi ricordo che alle 13:10 c'è il programma del venerdì dedicato all'agricoltura con Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura. Non vi svelo i temi di cui parleremo e quindi vi do appuntamento a dopo. Buon proseguimento.